Dopo l'incendio torna la tenda della solidarietà. Nulla di nuovo per il candidato sindaco ad Agrigento. Incendi nel Messinese favoriti dal forte vento di scirocco. Per lo sport, come ogni lunedì, ampia la pagina. Bentrovati da TVA Notizie. Dopo l'incendio dello scorso anno, la tenda della solidarietà è tornata alla Villa Bonfiglio. Ci sono le interviste di Arturo Cantella. Sor Maria Grazia, parliamo di questo evento, un evento importante dopo quello che è successo a luglio, dove la tenda fu distrutta da un incendio. Oggi si riapre alla collettività. Sì. Questo è un giorno molto importante anche perché ecco, dalle ceneri abbiamo fatto risorgere una realtà così bella, stupenda. Sembra una casa da favola. È favolosa e quello che più conta è il frutto, diciamo, della solidarietà, è il frutto della provvidenza di Dio, è il frutto dell'affetto che tutta Agrigento ha manifestato alla comunità missionaria Porta Aperta. Ecco, c'è stata un'ampia risposta, no? Affinché la struttura venisse ricostruita, no? C'è stata una buonissima risposta. Ovviamente ci ha permesso chiaramente, ecco, di rifare tutto ex novo. Quindi noi allo stato attuale, ecco, possiamo dire che questo è il frutto veramente dell'affetto degli agrigentini. Di quel giorno, quando lei arrivò qui e vide la struttura incendiata, cosa le resta? In molti si chiedono perché. Niente, mi lascia semplicemente la certezza che era rimasta in piedi una croce, ecco, bruciacchiata, una mantovana in cui era scritto Comunità Missionaria Porta Aperta e un'altra mantovana in cui si leggeva a metà del nostro motto: benvenuto, ti stavamo aspettando. Dopodiché avevamo tutti gli elementi per incominciare a ricostruire. Nel nome di Dio, noi, Comunità Missionaria Porta Aperta, non atterrati e manco atterriti, abbiamo ripreso l'ENA, abbiamo lavorato per tutto il tempo, per tutta l'estate, non è che ci siamo fermati assolutamente. E ora abbiamo, diciamo, la possibilità di offrire alla comunità, all'umanità, a tutti coloro che vivono in questo Agrigento e che cercano, diciamo, veramente qualcosa che è valido e che è, diciamo, veramente degno di essere vissuto, un punto di riferimento, una mano tesa, una porta aperta. Un ricco programma anche questa sera. Sì, il programma incomincerà, ovviamente il programma estivo, incominceremo chiaramente a metterlo su per la fine di maggio e i primi di giugno. Sì, ma questa sera c'è anche la torta. Sì, certo, abbiamo chiaramente, diciamo, fatto le cose belle alla grande. C'è il maestro Mangione che ha preparato una mega torta e c'è la scuola futura che adesso, diciamo, sistema la tavola calda, tutti gli stuzzichini possibili e immaginabili. Sarà una bella festa. Tanti auguri. Grazie. Giovanna Cavalieri, si riapre oggi la tenda della missione qui a Via della Vittoria, che ricordiamo era stata bruciata lo scorso mese di luglio. Eh sì, era stata bruciata, però la città è stata generosa. Avevamo lanciato un appello subito, immediatamente, proprio il 24 luglio, quando era accaduto tutto questo, e questa è diventata proprio la tenda degli agrigentini, perché è stata fatta veramente con tutta la generosità dei nostri concittadini. Quindi diventerà adesso un presidio, anzi faccio un appello e ne approfitto per tutti coloro che vogliono aiutarci proprio come volontari a venire e darci una mano. C'è bisogno di tutto, ma intanto abbiamo fatto tante cose. Ecco, la vera funzione qual è di questa struttura? Sicuramente intanto è un presidio sociale, perché nella Villa Bonfiglio, nella villa arrivano tante persone di tutti i tipi, dai ragazzi, dai bambini, la domenica in particolare, agli anziani, per cui diventa un presidio sociale. Avete dei programmi, immagino? Eh sì, ci sono tanti programmi, ma li stiamo allestendo perché in questo momento ci siamo concentrati proprio cercando di forzare un po' la mano per farla aprire. E poi saremo qua, sempre, sempre. Cosa resta di quel ricordo di quel giorno, quando avete visto la struttura bruciata? Veramente tanta tristezza in quel momento, amarezza e tristezza. Cosa resta? Le ceneri, che comunque possono diventare
resurrezione. Oggi una serata di allegria, insomma, con un ricco programma. Oggi una serata desiderata, voluta, in cui ognuno c'è stato veramente una corsa per fare il bene, dalla giornalista della vostra emittente Margherita Trupiano, all'attrice, al service Cristian Vassallo, al coro Magnificat, alla torta di Mangione, alla Scuola Futura. C'è stata una corsa e ognuno sta facendo tutto gratuitamente, quindi oggi è una serata stupenda e già vedo la piazza pienissima. Avevamo messo delle sedie, ne abbiamo cercate altre panchine ed è bellissimo Un buon questo. segno questo. Un buon segno soprattutto perché le nostre suore della comunità Porta Aperta fanno tanto e questo è un segno d'affetto. Secondo me bisogna anche far toccare l'affetto che si meritano. Certo, un momento importante in una giornata importante. Da qualche minuto il Santo Padre ha finito la preghiera del Santo Rosario a San Pietro per la pace, preghiera a cui ha invitato tutta la Chiesa e io aggiungo tutti gli uomini e le donne di buona volontà. Stasera ritorna in questa villa, in questa città, la tenda. Una tenda che ha preso fuoco, anche se non siamo in guerra su questo territorio, ma che è tornata come motivo di riflessione, come luogo di incontro per chiunque voglia porre mano a riparare la casa, che sarà la casa interiore, ma anche la casa comune, o la casa domestica, o la casa sociale, un punto di incontro che ha una storia lunga e che ritorna in vita oggi, perché sia una vita nuova per tutti. Un bel momento di solidarietà oggi riapre questo punto di incontro proprio della tenda della solidarietà. Sì, io penso che sia stato un momento molto atteso, è quasi un anno dall'evento che purtroppo ha segnato questa nostra città, però ecco, si riprende grazie alla solidarietà. Quindi questo forse è l'aspetto che oggi dobbiamo mettere in piena evidenza, solidarietà che ha fatto sì che la cittadinanza, ma qualsiasi cittadino, qualsiasi tipologia, sia il singolo cittadino, il privato, l'imprenditore, ha dato il proprio contributo per far sì che questa realtà continuasse la propria attività. Quindi questo è quello che più ci inorgoglisce. Oggi siamo qui proprio per celebrare questo momento, è un momento soprattutto, ripeto, di raccolta, è un momento che fa sì che questa struttura che ormai annovera già da tempo immemore un'attività veramente solidale e soprattutto ecco, un punto di riferimento, io direi, di questa città. L'auspicio è che ecco, possano continuare serenamente nel loro mandato, è una missione che loro hanno, perché non dimentichiamo che le suore missionarie hanno costituito qui ad Agrigento un punto veramente di incontro, di dialogo. Ecco, io sono convinto fermamente, ecco, che loro possano, ecco, espletare questa loro missione nel modo migliore. Agrigento si riunisce intorno alla tenda della Porta Aperta, della missione Porta Aperta, e fa sì che ecco, possano tutte le classi disagiate, tutti coloro che vivono in uno stato di bisogno, possano trovare qui un vero punto di riferimento. Quindi questo è un po' l'auspicio di tutti quanti. Vedo che il momento è molto partecipato, quindi questo conferma un po' quello che è il mio pensiero, cioè che tutta Agrigento, ecco, si stringe attorno a questo punto di riferimento, a questa tenda, ma soprattutto a quello che loro fanno per il territorio. Non poteva mancare la mega torta, vero?
Sì, ringraziamo le sorelle che ci hanno invitato per questa bellissima inaugurazione. Oggi io con i miei colleghi abbiamo fatto questa magnifica mega torta, tutta con i cannoli, presumo che saranno intorno ai 3.000, e comunque aspettiamo ora le persone che vengono a degustarle. Amministrative ad Agrigento, tutto tace sulla scelta del candidato sindaco rappresentante della destra. Si continua a parlare di confronti, ma di fatto ufficialmente non trapelano notizie certe. Intanto c'è stato un confronto tra i coordinatori regionali di Forza Italia, MPA e UDC. Per Marcello Caruso, coordinatore regionale di Forza Italia, si deve lavorare congiuntamente per individuare in tempi brevissimi un candidato che possa rappresentare al meglio la comunità agrigentina. Il forte vento di Scirocco alimenta incendi nel Messinese e c'è emergenza, vediamo. È stata una giornata di emergenza ieri nella provincia di Messina, dove le forti raffiche di Scirocco hanno alimentato numerosi incendi di vegetazione, impegnando senza sosta i vigili del fuoco su più fronti del territorio. La situazione più delicata si è registrata a Messina nel villaggio di Salice, dove il fronte di fuoco ha interessato diverse aree tra cui Contrada Forte dei Centri, Contrada Marchetta e Contrada Mirto. Le fiamme hanno lambito alcune abitazioni rendendo necessario l'intervento delle squadre del distaccamento nord e del distaccamento di Antillo per contenere l'avanzata del rogo e mettere in sicurezza la zona. L'emergenza ha coinvolto contemporaneamente gran parte della provincia. I vigili del fuoco sono stati impegnati anche nei territori di Milazzo, Patti e Sant'Agata di Militello, dove si sono registrati ulteriori incendi di vegetazione alimentati dal vento caldo. Criticità anche lungo l'autostrada 20 in direzione di Marcia Palermo. Un incendio divampato a bordo carreggiata ha richiesto l'intervento della squadra del distaccamento di Moio Alcantara. Il denso fumo sprigionato dalle fiamme ha invaso la galleria Telegrafo, causando disagi alla circolazione e problemi di visibilità per gli automobilisti, rendendo necessario un rapido intervento per garantire la sicurezza del tratto. Le squadre operative hanno lavorato con il supporto di diversi mezzi antincendio, tra cui autopompa serbatoio, moduli antincendio boschivo per le aree più difficili da raggiungere e autobotte pompa per assicurare un costante approvvigionamento idrico. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono proseguite per ore, in condizioni rese particolarmente complesse dalle forti raffiche di Scirocco, che hanno contribuito alla rapida propagazione dei roghi. Una manifestazione davanti alla prefettura di Palermo per chiedere più sicurezza dopo il grave incidente mortale dei giorni scorsi. Cugino è Jalel, è un ragazzo che amava Palermo ed è stato proprio appunto ucciso dallo Stato. Io lo chiamerei omicidio di Stato e non è un incidente. Sono qua per chiedere giustizia a mio cugino e anche al suo collega, giustizia per la sua famiglia, per la sua mamma, per il suo papà e per le sue bambine che sono rimaste senza un papà. Non è possibile che un papà va a lavorare e non torna più a casa, questo non è possibile. A noi non piace definirli incidenti, queste non sono casualità. In Italia è una strage continua e silenziosa quella dei morti sul posti di lavoro e nulla sembra volere cambiare da parte dello Stato e della politica. Noi come USB da anni lottiamo per l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro, battagliamo per il potenziamento degli ispettorati e dei controlli. I datori di lavoro devono essere inchiodati alle loro responsabilità, non si può morire solo perché si risparmia sulla sicurezza, solo perché bisogna aumentare i profitti. Tutto questo non va bene, non è una casualità, è una strage voluta e continuativa ed è arrivato il momento di dire basta. Volontari sulle spiagge di San Leone per una operazione di pulizia, raccolti 200 sacchi di rifiuti. Domenica scorsa, il 12 aprile,
una serie di associazioni, Mare Amico, Legambiente, WWF, Mare Vivo, Lions ed altri soggetti qualificati hanno organizzato una manifestazione di pulizia nella spiaggia che va dalla foce del fiume Acragas a Babbalugiara fino a Maddalusa. Abbiamo raccolto con circa 100 volontari circa 4 tonnellate di roba. Purtroppo dobbiamo dire che l'operazione non è stata completata perché parte della spiaggia di Maddalusa ancora appare ricoperta di rifiuti. Questi rifiuti arrivano lì poiché c'è vicino il fiume Acragas. La gente incivile abbandona i propri rifiuti, abbiamo trovato pure dei frigoriferi, delle cucine vicino ai fiumi, le abbandona. Poi durante l'inverno le piogge le portano a mare e poi infine le mareggiate le riportano a riva, e questo è il risultato, come si vede dalle immagini, montagne di rifiuti. Ci ha coadiuvato per fortuna la ditta 3G, che ha messo a disposizione un Bobcat che ci ha permesso di velocizzare le operazioni, e la ditta SEAP e SEA hanno provveduto a raccogliere tutto ciò che avevamo trovato in spiaggia. Questo è un segnale simbolico che noi diamo. Certamente non possiamo essere noi a pulire completamente le spiagge, però ora almeno si può andare in spiaggia senza il rischio di farsi del male con tutte queste montagne di rifiuti. Speriamo di procedere nei prossimi giorni a un'ulteriore pulizia per completare almeno questa spiaggia, anche se quelle del Viale delle Dune, soprattutto Cannatello, ancora ci sono grossi problemi poiché piene ancora di rifiuti. Gabriella Cucchiara ha concluso il suo mandato alla presidenza della Federazione Pubblici Esercizi di Agrigento. A giorni il rinnovo delle cariche sociali. Gabriella Cucchiara fa parte del gruppo Donne Imprenditrici della Federazione. Con lei nel territorio agrigentino sono state tante le iniziative, anche rivoluzionarie. Premiato l'olio prodotto dai detenuti del carcere di Agrigento. Il riconoscimento a Verona nel corso della festa dell'olio con la presentazione della guida dedicata al mondo oleario redatta da 125 collaboratori presenti in tutta Italia. Il premio per l'olio della Casa Circondariale di Agrigento segna un importante momento di riscatto per i detenuti. Un'altra uscita davvero infelice del presidente americano Trump, che oggi ha attaccato addirittura il Papa con gravi accuse, mai pronunciate nei confronti di un pontefice. Se non ci fossi stato io, dice Trump, Leone XIV non sarebbe diventato Papa perché era uno sconosciuto. L'esternazione del presidente americano sta creando diverse prese di posizione perché il suo è considerato un intollerabile intervento. Sit-in a Palermo dei dipendenti delle farmacie che chiedono il rinnovo del contratto. Vediamo. Oggi siamo qui in Palermo a sostegno dello sciopero che c'è a livello nazionale indetto da Filcams, Fisascat e Wiltux. Un punto di stallo che vede però i lavoratori pagare il prezzo di questo stallo. Operatori che svolgono quotidianamente un servizio importante presso le farmacie, vero presidio di ascolto, e che hanno la necessità di risolvere il riconoscimento della loro dignità che passa attraverso le mansioni che svolgono, ma anche attraverso le innumerevoli responsabilità che nel tempo si sono via via aumentate nei loro confronti. Riteniamo che l'atteggiamento di Federfarma sia davvero sordo, sia davvero inspiegabile, perché parliamo di un settore nevralgico della nostra società a livello trasversale e che necessita di interventi importanti, necessita di interventi normativi, necessita di interventi anche di riconoscimento di quello che è un lavoro svolto per la nostra società tutta.
E come ogni lunedì apriamo un'ampia pagina dedicata allo sport. Iniziamo con l'Acragas che stravince ma non basta per la promozione. Mister, partiamo dal risultato del Sommatino, di Sommatino. Sommatinese perde in casa per 3-0, dalle notizie che arrivano, contro il Priolo. Questo significa che ci sarà ancora da faticare. Occhi puntati intanto al sorteggio di Coppa Italia. Ma intanto mi preme fare i complimenti ai miei ragazzi perché anche oggi hanno dimostrato la loro forza. Poi facciamo i complimenti al Priolo perché è una squadra che ha fatto il suo cammino durante tutto l'anno, non possiamo che fare i complimenti e andiamo avanti per la nostra strada. Abbiamo ancora la semifinale di Coppa, abbiamo i playoff, per cui la strada ancora è lunga. Abbiamo sempre detto che la cosa fondamentale è arrivare all'obiettivo. E la strada da percorrere, qualunque essa sia stata, non era importante. Parliamo della partita di oggi, che ha suonato la nona vittoria di fila, una vittoria netta. Ma io voglio sottolineare anche il cammino che hanno fatto questi ragazzi, alla fine facciamo i complimenti, però è anche vero che l'Acragas ha fatto un cammino importante durante tutto l'anno, una squadra che pian piano, settimana dopo settimana, ha avuto margini di crescita importanti, in cui io mi sento di ringraziare questo gruppo di ragazzi e ho sempre sostenuto che il campionato per noi non sarebbe finito ora, perché è anche vero che tu lotti e combatti contro una squadra che ha fatto un percorso importante, ribadisco. Noi dobbiamo pensare ora a ricaricare le pile, a pensare a quelle che sono le partite che ci rimangono e ad affrontarle tutte con il piglio giusto, perché siamo in salute e vogliamo andare in eccellenza. Lo diceva il direttore generale, con questi punti l'Acragas sarebbe stata prima in tutti gli altri gironi. Sì, sai, però siccome noi siamo abituati a soffrire, siamo destinati a soffrire, vuol dire che per raggiungere l'obiettivo dobbiamo ancora soffrire. Lo sappiamo fare, lo sapremo fare e sono convinto anche che con l'aiuto del nostro pubblico, che ci darà una spinta importante, questa squadra raggiungerà l'obiettivo prefissato. Tra qualche ora sorteggio di Coppa Italia. Gli incroci... Ma guarda, incroci, noi dobbiamo pensare a casa nostra, incontriamo 3 squadre forti perché 2 hanno vinto il campionato, il Partinico è arrivato magari fuori dai playoff, però fino a un certo punto ha disputato un campionato importante, io l'ho visto giocare, una squadra che ha valore, in questo momento uno vale l'altro. Grazie mister. Capitano, 9 vittorie, l'Acragas ha fatto ancora una volta il suo dovere nonostante il vento, che è stato comunque un avversario ostico oggi. Però non basta, c'è da faticare ancora. Noi sapevamo che dovevamo vincere questa partita, che abbiamo fatto, scendere dal vento o meno. I ragazzi, come nell'ultimo periodo, stanno spingendo tantissimo, si sta vedendo e andiamo avanti per la nostra strada. La squadra sta bene, ora si aspetta il sorteggio di Coppa, preferenze? No, preferenze non ce n'è, aspettiamo questo sorteggio sapendo che per noi è una strada fondamentale per arrivare all'obiettivo finale, quindi domani vedremo questo sorteggio cosa ci dirà. Il nostro è l'unico obiettivo di salire in eccellenza. Sei andato vicino al gol, non l'hai trovato, però comunque una buona prestazione la tua. Sì, sono contento per il risultato, le soddisfazioni personali vengono, ma purtroppo non è venuto. Ci sarà da faticare ancora. Sì, come stiamo facendo dobbiamo continuare a fare così e testa a pedalare. Come stai? Bene, gruppo fantastico, mi sento benissimo. Direttore, l'Acragas ha fatto ancora una volta il suo, non basta, c'è da faticare ancora, però è inutile nascondere che la testa è già a lunedì per il sorteggio. Sì, oggi abbiamo fatto quello che c'era da fare, insomma.
una partita che obbligatoriamente bisognava vincere come tutte le altre che sono state giocate in precedenza, però i risultati agli altri campi ci dicono ormai chiaramente che siamo destinati ad arrivare secondi, per cui testa alla Coppa Italia e playoff. Destinati ad arrivare secondi, dove l'Akragas non è riuscita? È il Priolo che ha fatto troppo bene o è l'Akragas che... Il Priolo sicuramente ha fatto un campionato eccezionale, stratosferico, proprio da extraterrestre oserei dire. Basta un dato, non posso rimproverare nulla alla squadra perché con gli stessi punti che ad oggi abbiamo saremmo primi in qualsiasi altro girone di promozione, dove si giocano peraltro più partite. Però questo è un campionato che è stato segnato dalle grandi prestazioni per continuità del Priolo, a cui vanno i nostri complimenti, e anche dagli episodi. Se facciamo un po' il flashback di questo campionato, dico sempre che ci condannano 2 rigori, un rigore a nostro favore sbagliato contro il Santa Croce, un rigore subito in casa con lo Scordia e un rigore sbagliato dallo Scordia all'87esimo contro il Priolo. Però gli episodi fanno parte del calcio e solitamente premiano chi sostanzialmente merita, quindi va bene così. In Serie D, bella e tonificante vittoria esterna del Castrum Favara che sbanca Palermo e si avvia verso una onorevole salvezza diretta. La compagine di Piero Infantino ha giocato a testa alta contro l'Athletic Palermo, che certo non si attendeva un Castrum Favara così volitiva e combattiva. La capolista Nissa non va oltre un semplice pari a reti bianche con le Cirale e viene raggiunta in vetta dal Savoia, che vince a Slamezia Termine. Si ferma la Regina Gela con un nulla di fatto, perde in casa invece la San Cataldese. In eccellenza girone A, Licata, che dopo aver raggiunto meritatamente il campionato di Serie D, ha vinto anche la gara esterna nell'anticipo del sabato con il Castellammare. Il Cabaret con la testa ai playoff pareggia in casa con il Partinica Audace, mentre l'Unitas si sciacca, supera di misura l'Accademia Trapani e si pone in zona play-off. Per quanto riguarda invece i campionati di promozione sia girone A e girone D, l'Aragona è a un passo dall'eccellenza. La squadra del tecnico Carmelo Giordano si è infatti aggiudicato il derby esterno con il Cugini della Margheritese e ipoteca il salto di categoria. La gara contro la Margheritese è stata decisa da una rete di 3 piedi su calcio di rigore, a conclusione di una sfida d'alta intensità. Vince anche il Casertermine di Giovanni Fassone, riesce a piegare tra le mura amiche il roccioso e forte Atletico Partinico con il risultato di 2-1. Perde invece a testa alta il Gemini in casa dell'Alcamo, sempre con lo stesso risultato di 2-1, ed ora tutta l'attenzione è rivolta ai prossimi playoff. Per quanto riguarda l'Akragas, vince facile la squadra di Sembi Catania, che con un secco 4-0 liquida un generoso Calat. Gara che si sblocca al secondo minuto con un colpo di testa di Tripoli, poi nella ripresa raddoppia King, cui segue la rete del rientrante Fragapane su respinta del portiere ospite. La quarta rete arriva dagli 11 metri su trasformazione di Messina. Una vittoria che fa più morale che altro per l'Akragas, che dovrà concentrarsi maggiormente in Coppa Italia e magari nei playoff per centrare l'obiettivo prefissato stagionale. Infatti il capolista Priolo passa a Sommatino e mantiene il distacco di 4 punti dall'Akragas. A 2 giornate dalla conclusione e con la prossima gara interna con il Retrogesso Gela, la compagine siracusana è pronta a festeggiare matematicamente la promozione in eccellenza. L'Akragas invece sarà impegnato a Serra di Falco. E ora Liliana la regia per la pausa pubblicitaria. Torniamo tra poco. Impresa anche del Castrum Favara che vince a Palermo per 3-0. Giuseppe Moscato.
Impresa esterna della Castrum Favara che espugna Palermo con una prestazione di carattere e qualità, compiendo un deciso passo avanti verso la salvezza, una gara intensa giocata a viso aperto da entrambe le squadre, con continui ribaltamenti di fronte, ma che ha visto la squadra favarese più lucida e determinata nei momenti chiave. Già nel primo tempo si è percepita una differenza di approccio, Favara più concentrata mentalmente dentro la partita, mentre Athletic Palermo è apparso condizionato dalle 3 sconfitte consecutive, pagando dazio soprattutto sul piano psicologico. Una vittoria arrivata grazie ad una prestazione gagliarda e di personalità contro una formazione, quella palermitana, che ha venduto cara la pelle, sprecando un rigore sullo 0-2. Risultato legittimato dalle grandi parate di Di Silvestro e dai pali di Varela e Tripicchio, un successo che pesa in classifica e che dà benzina e morale in vista delle ultime gare decisive, cullare il sogno della salvezza diretta. Una vittoria che ha il sapore della vendetta sportiva dopo il famoso episodio avvenuto all'andata al Broccoleri, partita rimasta nella storia del calcio italiano, con il gol fantasma segnato da Salazar grazie a un buco della rete. La gara si sblocca al 7° errore di disimpegno del centrale Torres, Varela ne approfitta e serve Piazza che da posizione defilata trafigge il portiere con un preciso diagonale sul secondo palo. Al 29° arriva il raddoppio, palla persa dall'Athletic, al limite Piazza serve Varela che batte il portiere sul primo palo. Occasione d'oro per riaprire il match al 32° per l'Athletic con Bonviglio, ma fallisce un calcio di rigore calciando fuori. Nella ripresa l'Athletic prova a reagire ma senza grande incisività. Nel recupero il Favara gestisce e colpisce definitivamente, contropiede di Salvia e Cemarek mette dentro il sigillo finale con un'azione personale. Una vittoria netta e meritata per Castrum Favara che dimostra solidità e cinismo nei momenti decisivi. Per l'Athletic invece una sconfitta che conferma il momento difficile. Ma sentiamo mister Infantino. Sapevamo che la squadra sta bene. Nell'ultimo periodo stiamo facendo delle grandissime prestazioni, sapevamo le difficoltà che c'erano, però noi, come ho detto sempre, noi guardiamo in casa nostra e se questa squadra è concentrata ha tantissimi valori e l'abbiamo dimostrato oggi contro un avversario che è veramente la sorpresa del campionato. L'approccio alla gara devo fare i complimenti, è stato veramente, ho visto una squadra che secondo me non mi ha strizzato la posizione in classifica, per quello che ho visto oggi in campo, ecco, ho visto una squadra che battagliava su ogni pallone, insomma che comunque riusciva col gruppo a sopperire magari a qualche carenza tecnica per via a qualche carenza tecnica. Ecco, cosa possiamo dire? L'approccio come l'avete preparata molto bene questa partita. Ma l'approccio, basta guardare la classifica, cioè si affrontano, stamattina abbiamo parlato e si affrontavano 2 squadre, che una che ha perso un obiettivo, l'altra che lo deve raggiungere. Questo può fare la differenza oggi, nel finale di campionato. E questo è stato, credo che loro hanno battagliato, però dall'altra parte hanno trovato una squadra che vuole questa salvezza, se lo merita, l'avevo detto già ieri mattina, se lo merita per i sacrifici che stanno facendo, per il gruppo che hanno, avete visto, e credo che lavorando in questo modo, credo che possiamo fare altri risultati che ci possono togliere da questa bassa classifica. Ma a fine campionato è così, l'avevo detto prima, credo che le motivazioni, la fame, tra virgolette la disperazione ti fanno uscire energie che tu manco pensi. Noi questa posizione non l'accettiamo e faremo di tutto per toglierci da questa classifica. Questo è un gruppo importante, questo è un gruppo veramente che ci sta dando grande soddisfazione, ma non come risultato ma come atteggiamento. Questo è quello che mi piace di questi ragazzi, l'atteggiamento, mi piace la voglia di sopperire anche all'errore del compagno. Questa è
per una squadra che si deve salvare è il primo tassello che si deve inserire in un contesto di una squadra che ha un obiettivo di bassa classifica, e credo che posso anche dire che questa squadra ha anche qualità. L'Aragona ha ipotecato la promozione in eccellenza battendo la Margheritese. Domenica con l'Alcamo in casa basta un punto. Le interviste. Mister Carmelo Giordano, missione compiuta, 3 punti importantissimi contro un avversario ostico, forte in ogni reparto. Vi manca un punto per la matematica promozione in eccellenza e domenica arriva l'Alcamo. Sì, la classifica dice questo, a meno di clamorosi ribaltoni da parte delle indagini della Procura federale, quindi mi piace soffermarmi sul senso di ospitalità che ci ha offerto la Margheritese, davvero brave persone, pubblico sportivissimo. Poi la partita in campo è stata combattuta, è stata sporca perché comunque questo campo non permette uno scorrimento veloce della palla, una partita a tratti da Premier League per intensità, ribaltone di fronte, però credo che il secondo tempo siamo venuti un po' fuori meglio noi fisicamente e secondo me la vittoria è meritata. Una vittoria dunque fondamentale, come detto, per raggiungere l'eccellenza. Cosa c'è dietro questo primato e questa probabile, quasi certa promozione dell'Aragona in eccellenza? C'è tantissimo lavoro, c'è tanto sacrificio, tante rinunce, trascurare la famiglia, trascurare il lavoro, tantissime componenti che alla fine poi fanno la differenza. Adesso arriva l'Alcamo, come la preparerete questa partita? Sarà una settimana intensa per la tua Aragona? Per chi fa questo mestiere, per me, per i calciatori, anche per la società, credo che sia la settimana più bella da preparare, la più semplice, perché le motivazioni verranno da sole. Mi auguro in un Totorusso pieno in ogni ordine di spazio, sono sicuro che la gente risponderà presente, non sono d'accordo con la decisione della Lega di allineare le partite alle 14:30, non è una cosa normale, soprattutto in virtù di quelle che sono le temperature già quasi estive, quindi questa cosa non la condivido. Missione compiuta, l'Aragona vince la sfida contro la Margheritese e ipoteca la promozione in eccellenza. A questo punto sì, partita difficilissima su un campo ostico, la Margheritese ha giocato la partita fino al 100° con grandissima intensità, però oggi i miei ragazzi hanno dimostrato di essere stoici perché hanno saputo gestire la gara al meglio, hanno concesso poco agli avversari, non era facile, però penso che oggi mettiamo una seria ipoteca alla vittoria del campionato. Che sapore ha questa vittoria condivisa tra l'altro con oltre 200 tifosi al seguito? Guarda, a fine gara io vedevo tifosi, giocatori, allenatori, tutti con le lacrime agli occhi. Anch'io mi sono emozionato perché oggi è stata la vittoria di una città che aspetta da tanto tempo questa benedetta eccellenza e penso che domenica noi traguarderemo l'obiettivo. Ecco, serve un punto nelle ultime 2 giornate e domenica arriva ad Aragona l'Alcamo, la vice capolista. Noi domenica giocheremo per vincere la gara perché vogliamo ulteriormente dimostrare che l'Aragona Calcio è la squadra che nel corso della stagione ha espresso il miglior calcio e i 70 punti ce li siamo guadagnati tutti sul campo giocando a calcio e domenica lo dimostreremo. Questa vittoria a chi la dedica? La dedico alla mia famiglia, a mia moglie che mi supporta e mi sopporta per via delle mie numerose assenze da casa, visto gli impegni calcistici, però sa quando io tengo a questo progetto, a questa bellissima realtà e quindi mi lascia libero seppur con tanti sacrifici. Un servizio di rally cala il sipario sulla Valle del Sosio. Rally Valle del Sosio, 19ª edizione, gara d'apertura della Coppa Rally di nona zona e trofeo Rally di quarta zona per autostoriche e classiche. Sestina vincente per Marco Pollare in coppia con Giuseppe Princiotto a bordo di una Skoda Fabia RS Rally 2.
Il pilota di Prizzi e il suo navigatore di Librizzi hanno preceduto l'altra vettura della Casa Boema, condotta dall'altro pilota di scuderia Giuseppe Di Giorgio, che ha diviso l'abitacolo con Gianfranco Rappa. Il podio è stato completato dal sindaco di Chiusa Sclafani Francesco Di Giorgio in gara con l'Arrappazzo su Skoda Fabia R5 Evo. Una manifestazione organizzata dal comune di Chiusa in collaborazione con le amministrazioni di Palazzo Adriano, Bisacquino, Prizzi e Giuliana, con il patrocinio della città metropolitana di Palermo. Il driver chiusese, schierato dalla scuderia Highland Motorsport, ha optato per una scelta azzardata d'assetto nelle prime battute che lo hanno allontanato dalla vetta. Il sindaco di Chiusa Sclafani all'esordio su una vettura della classe Regina, dopo un avvio di studio e un errore in partenza, ha dato vita ad una splendida rimonta facilitata anche dal ritiro di Pinopic e Giannone, che con la loro Toyota si stavano difendendo dal ritorno del primo cittadino chiusese. Prima esperienza in classe Rally 3 con vittorie di categoria per i quarti classificati Alessio Pollara, fratello del vincitore, e Gaspare Beninati. I due hanno dato spettacolo curva dopo curva, infiammando il numeroso pubblico accorso a bordo strada. Quinta piazza per Bartolo Mistretta e Massimo D'Amico, e continuano la loro opera di svezzamento della Lancia Y Rally 4. Il driver di Partanna ha interpretato saggiamente le asperità del tracciato, specialmente della nuova speciale di Santa Venera. Non ha deluso le aspettative il veloce Carlo Nicoletti, che in coppia con Salvatore Cancemi su una piccola Peugeot 208 R2 ha conquistato la sesta posizione in classifica generale. Molto convincente la prova di Giuseppe Giallombardo e Gabriele Alfano, settimi al termine per soli 3 decimi con la loro Peugeot 208 Rally 4. Hanno completato la top 10 nell'ordine Andrea Licata in coppia con Marco Zaccone all'8° posto su Peugeot 208 Rally 4, Salvatore Di Benedetto e Giovanni Barbaro su Skoda Fabia RS e Osman Caristi, tornato alle competizioni dopo una lunga pausa in gara con Anna Maria Lamattina, sempre su Peugeot 208 Rally 4. La gara riservata alle auto storiche ha visto vincitore Giuseppe Termini e Onofrio Musso su Porsche 911 del secondo raggruppamento. Tra le vetture della categoria Classic il successo è andato a Gerlando Sollano e Pietro Alfano. È tutto, grazie per la vostra attenzione, arrivederci.